Un'iniziativa sicuramente importante, quella di oggi, che vede rappresentanti del CIOF qui ad Agrigento parlare di momenti importanti post-Covid e chissà anche magari della prossima importante manifestazione di cui Agrigento ne ha il marchio, il Festival del Folklore. Siamo qui al Museo Archeologico di Agrigento per un evento molto importante quale questo primo convegno sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare. Relazioneranno personalità molto importanti del mondo della cultura e che sicuramente sarà di grande spessore artistico e da un punto di vista di valorizzazione dei beni patrimoniali e immateriali. Allora bisogna partire dal CIOF, che è il Consiglio Internazionale Organizzazione di Festival di Folklore, sul salvaguardia del patrimonio culturale e materiale. Questo è il nostro spirito e l'idea di organizzare questo convegno dopo la pandemia, perché abbiamo avuto 2 anni di supplizio, chiamiamolo così, siamo fermati e adesso siamo orgogliosamente, ci siamo riproposti a organizzarlo qui ad Agrigento. Quanto è importante la funzione della vostra associazione? Allora, noi siamo una ONG che appartiene all'UNESCO, quindi è partner dell'UNESCO e quindi ci siamo dentro a pieno titolo. Le ultime novità io non ne ho di certe, ma perché penso che spetti al Comune di Agrigento, depositario del Festival del Mandorlo in Fiore. Siamo, devo dire, un po' in ritardo, spero che se dovesse manifestare questa volontà l'amministrazione comunale, noi per quello che possiamo offrire siamo pronti. Il convegno di oggi infatti tende a approfondire l'argomento del patrimonio immateriale, è un argomento che negli anni scorsi il Parco aveva già toccato, perché da quando si è occupato del Mandorlo in Fiore ha voluto dare questa linea, cioè la linea che il Mandorlo potesse essere quella celebrazione che raccoglieva il patrimonio immateriale di tutto il mondo, i propri usi e costumi, e anche perché questo patrimonio culturale è un patrimonio culturale che va salvaguardato e soprattutto valorizzato. Direttore, finita la pausa estiva, come si guarda al prossimo autunno? Cosa state organizzando, diciamo, per il futuro? Per quanto riguarda gli aspetti culturali legati allo spettacolo, probabilmente avremo delle attività al Palacongressi che abbiamo finito di completare come lavori e messa in sicurezza. Ci sarà, a partire dalle feste natalizie, ci sarà un'attività culturale al Palacongressi che poi prenderà corso durante i primi mesi del 2023. Il Palacongressi ritorna funzionale? Sì, il Palacongressi ritorna funzionale, è un patrimonio anche quello che vorremmo mettere in giro, in gioco. Ci siamo adoperati in questi anni, ora siamo pronti e non ci faremo scappare questa opportunità. Il CIOF è un'organizzazione di volontari, principalmente organizzatori di festival, ma anche gruppi di danza, folklore, arte e artigianato tradizionale. Nel mondo è presente con strutture formali, diciamo associazioni formalmente organizzate, in 110 paesi, e in tutti questi paesi le strutture locali organizzano fondamentalmente festival, oltre ad altre iniziative. E il ruolo del CIOF è proprio, essendo anche in rapporto di collaborazione con l'UNESCO, è proprio quello di garantire che la presentazione dei festival folclorici sia in linea, aderente, fedele a quelle che sono le tradizioni popolari trasmesse. Noi amiamo dire che il CIOF è forse una delle organizzazioni che meglio si occupa della tutela e della trasmissione delle tradizioni popolari, perché per suo compito lo deve comunicare, trasmettere, per rappresentare. Ecco, oggi ad Agrigento per un'importante iniziativa. È vero, c'è il primo convegno qui in questa città meravigliosa e abbiamo fatto insieme il programma, perché CIOF Italia fa parte del CIOF internazionale,
e mi auguro di dirvi delle cose che sono importantissime per il futuro di questa organizzazione e anche del patrimonio immateriale culturale in generale. Cosa prevede la Convenzione UNESCO 2023? 2003. Sì, rifaccio la domanda. Cosa prevede la Convenzione UNESCO 2003 e qual è il ruolo delle ONG? Questa è una domanda grossa, no? Per darvi una risposta concreta, la Convenzione è la base legale come si può fare la salvaguardia, la promozione e la protezione dei beni culturali immateriali nel mondo intero. Allora ci sono più di 170 stati che l'hanno ratificato e da qui viene l'obbligo di fare questo lavoro. E anzi devo dire che l'evento organizzato dalla CIOF è quanto più importante proprio perché rappresenta la CIOF stessa una realtà, una ONG proprio accreditata presso il Comitato Intergovernativo della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Come Ministero chiaramente abbiamo assolutamente necessità e abbiamo assolutamente anche il piacere di poter collaborare con tutti i soggetti che sono coinvolti dall'attuazione di questa Convenzione e quindi oggi ritrovarci qui significa sicuramente conoscerci, ma significa anche poter attivare quello scambio, quel dialogo che noi teniamo tanto appunto anche nei territori piuttosto che nelle comunità, quindi una comunità importante legata al folklore, legata alle tradizioni popolari che però sa raccontare se stessa anche al di là delle proprie località, ma sa anche e soprattutto fare rete a livello nazionale e ancora di più a livello internazionale se non mondiale, che appunto la CIOF in questo è una delle realtà più significative. Quale sarà il suo contributo oggi a questa interessante manifestazione? Io penso questo, ho pubblicato qualche tempo fa con alcuni colleghi un articolo sul momento della pandemia anche in relazione al patrimonio culturale. L'articolo cominciava con "mala tempora currunt". Ecco, io credo che siamo quasi fuori da questa situazione, dobbiamo fare attenzione ma insomma i tempi sono propizi. E allora vedere che anche i gruppi folcloristici, che per me sono un tema di ricerca ma anche di affezione, frequento gruppi folcloristici da tanti anni, ecco, vedere che i gruppi folcloristici ripartono, che si comincia a parlare di nuovo di aggregazione, dello stare insieme, dell'arte performativa, dei festival, è una prospettiva che ci dà fiducia e per cui è bene che con la ripartenza delle attività dei gruppi folcloristici riparta anche l'aspetto scientifico, culturale che va sempre curato, anche perché i gruppi folcloristici hanno questa tripla dimensione, diciamo, quella performativa, anche sportiva da un certo punto di vista, quella associativa, ma poi manipolano un materiale che è culturale e quindi è bene che anche questi aspetti si riavvino dopo la pandemia.